Dal 19 al 22 ottobre si è svolta a Rovigo, nei locali del Censer, l'ex zuccherificio Rodigino, alimentazione su misura. Luogo assolutamente adatto per ospitare la manifestazione che ha voluto mettere in risalto le eccellenze della produzione alimentare veneta e le eccellenze gastronomiche che si possono ottenere dalla sapiente fusione della maestria del lavoro artigiano con l'utilizzo dei migliori prodotti regionali. È sicuramente un'iniziativa meravigliosa che come provincia abbiamo voluto fortemente, perché portare le eccellenze del nostro Veneto e del nostro territorio in una cornice come quella dell'Ottobre Rodigino e della Fiera di Rovigo è fondamentale per noi, per far conoscere quanta maestria e quanta tecnica ci sia nell'elaborare questi preziosi cibi. È una manifestazione che promuove sicuramente l'artigianato. Io spero, anzi sono convinto che ci sarà grande affluenza di pubblico, perché l'Ottobre Rodigino è comunque sempre una fiera molto sentita dal territorio per la sua storia e per la sua posizione anche nella città di Rovigo, e quindi io mi auguro che ci sia grande partecipazione e che tutti i nostri alimentaristi abbiano la soddisfazione di essere applauditi per le loro prelibatezze. Proprio la qualità dei nostri prodotti potrebbe rappresentare un impulso per l'economia. Ma soprattutto in questo periodo dove sappiamo benissimo come purtroppo l'economia italiana stenti, l'alimentazione, tutti i nostri prodotti, soprattutto della nostra regione, della regione del Veneto, è un'arma fondamentale per vincere e passare questo periodo. I nostri prodotti artigiani sono richiesti nel mondo, a volte noi non ce ne rendiamo conto di che potenzialità e di che forza abbiamo noi interna, quindi oggi è un'ottima possibilità per far conoscere i prodotti delle alimentazioni nella provincia di Rovigo. Vari gli artigiani impegnati nel preparare squisitezze al fine di far assaporare come l'accurato lavoro artigianale possa dare risultati di alta qualità. Claudio Zaramella, presidente provinciale dei ristoratori padovani, cosa ci state cucinando di buono? Ci hai preso proprio con le mani nei fornelli. Allora stiamo preparando le patate per fare un purè. Qui abbiamo messo su dei cotechini di Treviso già impastati con radicchio, così facciamo cotechino col purè. E qui abbiamo un ragù d'anitra che andrà con i bigoli classici veneti, e poi abbiamo già preparato lo spezzatino d'asino che andrà con una polentina che facciamo più tardino, e questo sarà il menù del giorno. Poi domani cambieremo naturalmente. Questa sera cena promossa anche dai ristoratori padovani. E questo è il menù, diciamo, manca solo il dolce padovano, che c'è il nostro collega Nicola che lo sta approntando, e siamo qui a disposizione, e viva il Veneto e viva la nostra tradizione, perché ho cercato dei piatti tipici, classici, senza voler strafare. Cosa ci state preparando di buono? Allora, per il momento stiamo facendo delle pasticcine alla frutta, mentre il collega qui sta facendo dei bignè, e durante tutta la giornata butteremo fuori un bel assortimento di mignon e di torte da forno. Un evento che porta a Rovigo l'eccellenza dei territori veneti e le tipicità regionali. Sì, senza dubbio, è un'occasione per far vedere veramente come si lavora in metodo artigianale con prodotti genuini, di prima qualità e freschissimi. Qui proponiamo dei gusti un po' particolari anche per valorizzare un po' di più il territorio e venire fuori un po' dalla nicchia. In poche parole, è giusto che l'artigiano cerchi dei gusti nuovi per differenziarsi dall'industria, e quindi secondo me è giusto la ricerca non solo nel mio campo come gelato, ma anche negli altri campi dell'alimentazione. Cosa ci state preparando di buono? Stiamo facendo dei casonziei, questo nome di questo raviolo, con ripieno rapa rossa, c'è all'interno un po' di patata e un po' di rapa gialla al cavolo navone, che diciamo è la tradizione di Cortina, dalle mie parti, ecco. Quindi questo qua è una pasta sia di farina 00 semola, un po' di uovo, un po' di acqua, e l'impasto semplicissimo di quello che una volta si coltivava, quindi rapa, patata, un po' di cipolla e basta. Si fa il preparato e si chiude in questa maniera. Lo metto qua nella semola, che se no mettendo
mettendoli via sul vassoio si attaccano e basta, e dopo basta mangiarli. Allora proporremo sicuramente varie tipologie di pane, proporremo delle pizze, proporremo salato, anche una base salata con impasti di pane e dei pani dolci, tipo pane con l'uvetta, pane con i fichi, prodotti comunque che sono caratteristici delle nostre terre, insomma. Alla cena di gala è stata presente Tiziana Di Masi, che ha recitato un breve brano dallo spettacolo Tutto quello che sto per dirvi è falso, contro la contraffazione e l'inconsapevolezza verso ciò che compriamo e mangiamo. Ma il mondo artigiano non solo si è promozionato, ma si è anche legato al reale e ai bisogni sempre crescenti della nostra società. Infatti il ricavato delle cene e delle degustazioni delle 4 giornate è stato consegnato alla Croce Verde di Adria. Sì, è una giornata che Confartigianato ci ha proposto di fare assieme a loro, un momento per raccogliere dei fondi per il sociale in un momento di difficoltà della nostra società. Abbiamo deciso di fare questa iniziativa che andrà in favore del Comune di Rovigo e dei servizi sociali del Comune. Qui vedo esposto nel vostro stand una particolarità, una rarità quasi. Sì, è uno dei pochi pezzi purtroppo che esiste ancora in Italia. Questa è la prima ambulanza dell'associazione, era un'ambulanza trainata dai cavalli ed è del 1911.